Amici bellini, siamo in vigilia, dobbiamo parlare di questa partita con la Cremonese, ci sono un po' di dati che voglio analizzare insieme a voi perché ho scoperto una cosa che poi vi porterò più in là. E dai, nel frattempo sta giocando la Lazio, diamo uno sguardo a quello anche che è successo, cominciamo. Il sistema qua degli iscritti non funziona più, però c'è un modo da cellulare che ho trovato e a questo punto io tra gli ultimi iscritti devo ringraziare e dare il benvenuto a Capone Bungete Bangete. Sono emozionatissimo al riguardo, grazie ragazzi, con qualcuno ci abbiamo anche suonato insieme all'epoca, così mi fa piacere rivedervi e vi abbraccio con entusiasmo. Lasciate un like tutti voi della community, anche quelli nuovi che magari non sanno che si lasciano i like a prescindere, e andiamo a parlare perché giustamente dobbiamo fare i conti con l'indisponibilità di Oliveira Beuk, ma che onestamente chi ha seguito gli ultimi video non si cade dal pero, perché lo sapevamo che potevano aver recuperato, ma sapevamo che avevano avuto dei problemini. Ora però quella di Lukaku, che non parte con la squadra per la trasferta, a qualcuno ha preso in contropiede. Dici, ma come? È stato in panchina per la Supercoppa, adesso non parte, perché? Perché? C'è una delle varie fasi fatte che si dice nel calcio, no? Dice, ma se tu te lo sei portato in panchina vuol dire che era abile e arruolabile. Prima di tutto non è vero, non è detto, e specialmente nella situazione di Lukaku sappiamo che la sua presenza in panchina vale anche per una questione di leadership. Avete visto come i giocatori lo vanno a abbracciare, lo cercano, come lui cerca i calciatori quando segna. Quindi la sua presenza già in gruppo negli allenamenti è importantissima, la sua presenza anche in panchina ha un certo effetto, ma non vuol dire, perché Conte è stato chiarissimo, dice non ha minuti nelle gambe. Io vi ho detto che secondo me in una situazione estrema, visto che si tratta di una finale, essendo lui guarito probabilmente clinicamente, e dico sempre probabilmente, dico sempre secondo me, perché notizie certe non ne abbiamo mai, è un giocatore che se tu stai in difficoltà e negli ultimi minuti vuoi buttarlo dentro per dare anche uno spavento agli avversari e un'eventualità di possibilità di calci di rigore, secondo me poteva essere buttato dentro. Ma da qui ad avere possibilità di giocare partite, di giocare duelli, di fare una partita importante, insomma anche più di 5 minuti, è veramente difficile. Poi alcune notizie che ho avuto io non voglio darvi solamente brutte, vi do anche una buona notizia. Come nel video dove parlavamo del blocco del mercato, io vi dissi non è in pericolo quello che è il riscatto di Højlund, perché molti erano spaventati da questo, e io vi ho dato quella notizia lì. Se è vero che la Lazio era riuscita a fare i rinnovi, o meglio i riscatti, rinnovi pure non si possono fare, ma i riscatti anche con il blocco del mercato, quindi lì mi sono sentito di potervi tranquillizzare. Højlund non dovrebbe essere in pericolo, i soldi ci stanno, è cambiato il parametro che poi ti può portare al blocco, e là si trova il contropiede del Napoli, ma non è un problema di soldi in questo momento. Ma per quanto riguarda Lukaku, io vi do la notizia che vi avevo anticipato, nel senso che ci vorrà del tempo per rifare una preparazione ed essere pronto a una partita. Io mi sento di dirvi, visto che tutte quelle che mi sono arrivate prima sono risultate corrette, che può essere che rivedremo prima Anguissa e poi Lukaku ad un certo livello, capiamoci, ad un certo livello, perché Lukaku probabilmente te lo puoi portare, però per un ritmo partita, quindi voglio dare un po' di positività nella possibilità di rivedere Anguissa prima del previsto. Poi c'è un altro dubbio che non riesco a dissiparvi e che sto leggendo su alcuni social, perché alcuni dicono: perché vi lamentate della mancanza di Lukaku? Lui non è in lista. Che ci diamo un'ezza la gente, ecco perché. Qua io volevo aiutarvi, sono andato sul sito della Lega della Serie A, hanno rinnovato di nuovo il sito, graficamente tutto bellino eccetera eccetera, sono sparite le liste dei 25, non ci sono più per nessuna squadra. Poi sono andato a cercare il programma della partita, non il report della partita. Nel programma ci sono i giocatori, ma nel programma mettono tutti i giocatori della rosa, e quindi anche quello non ci serve per dissipare dei dubbi. L'idea potrebbe essere che il Napoli parte senza Lukaku in lista, ricordate che avevamo dei problemi di lista, e poi magari con l'infortunio di De Bruyne forse ha fatto lo swap
cioè ha tolto De Bruyne dalla lista momentaneamente e ha reinserito Lukaku nell'idea che nella migliore delle ipotesi potesse ritornare a metà gennaio, perché poi a fine gennaio, chiuso il mercato, puoi rifare la lista tranquillamente e capisci qual è la lista dei 25 che ti puoi portare fino a fine stagione. Quindi ad oggi io non lo so se in Supercoppa lo puoi fare, te lo porti in panchina, mentre in campionato la lista ancora è valida. Purtroppo questo è un argomento non nuovo, ma che interessa a pochissimi. Se voi riuscite a trovare qualche notizia, io non sono stato in grado di trovarne, perché si trovano anche pagine vecchie sulle liste del Napoli, non sono quelle aggiornate che dovrebbero essere a disposizione sul sito della Lega Serie A. Quindi su questo possiamo fare delle ipotesi, ma non possiamo dissipare i dubbi. Quelli che sono i dubbi invece di formazione li possiamo quasi dissipare insieme, mettendo la Cremonese con questo 3-5-2 che bene o male loro utilizzano contro tutte le squadre. In questo caso è la Cremonese che si deve adattare al Napoli, ma la Cremonese ha un suo stile di gioco che è sempre quello, e quindi è anche silly da parte mia cercare di capire gli accoppiamenti, no? Il Napoli dove va a marcare eccetera eccetera, perché si presuppone che avremo di più noi la palla. Oltretutto uno dei dati che vi dicevo, che mi sono molto emozionato perché ho visto un contenuto dove c'è un data analyst molto molto bravo, un professionistone, che vi lascio nel mistero perché l'ho anticipato agli amici bellini sul gruppo Telegram, ma vi lascio nel mistero perché voglio provare a portarvelo sul canale. E mentre ascoltavo certi dati mi rendevo conto di quanto poi è sfizioso fare dei ragionamenti sui dati, perché il dato singolo non serve a niente, devi vederlo nell'applicazione di una partita. Io posso solo immaginare quanto di lavoro ci sia quando tu analizzi una squadra, cerchi delle contromisure, cerchi di immaginare quella che sarà la partita, e la soddisfazione se poi avvengono proprio quelle cose lì. Io vi posso dire che l'Udinese ha un primato in Serie A, è la squadra col baricentro più basso di tutta la Serie A. E quando ascoltavo i numeri sul Napoli facevo dei ragionamenti che ti aprono ancora di più la testa, perché adesso per esempio il Napoli non ha dei numeri che vanno in primato con altre squadre. Sono altre squadre che hanno dei primati, per esempio sul pressing, oppure primati negativi che stanno molto bassi e che aspettano. Il Napoli, avendo cambiato il modo in cui gioca da inizio stagione a come sta giocando adesso, ovviamente i dati sono falsati, nel senso che c'è una media di quello che faceva il Napoli all'inizio, molto più possesso palla, di quello che ha fatto contro le grandi squadre che giocano a 3, quindi aggressione subito sul loro possesso palla. Adesso il Napoli sta facendo una cosa un po' più ibrida, non è detto che si accoppi sempre, a volte aspetta la prima costruzione e poi aggredisce la seconda, quindi un blocco medio, non un blocco basso, siamo alla Allegri, non un blocco altissimo come può fare Gasperini, come può fare Italiano, e a volte lo fa il Como, ma non sempre. Insomma, io lo so che il calcio è emozione, ma io mi emoziono anche se riesco a percepire delle cose che ci scompaginano un pochino le impressioni iniziali, ed è più interessante, perché sennò il calcio è sempre lo stesso. Cioè, è difficile inventarsi cose nuove. Se però trovi dei dati per fare delle analisi, si può andare nel profondo e mi diverto di più. Insomma, questi sono i dubbi che ci portiamo dietro, visto che Olivera non c'è, visto che Beukema non c'è. Si può immaginare che insomma non credo si adattino i due col mancino, spostare Buongiorno qua, spostare Rachmani. Credo che si possa confermare. La Cremonese è una squadra piccola, quindi in teoria devi avere una squadra più offensiva, quindi Di Lorenzo qua, che poi fa anche bene o male il terzino e che poi può finire qua magari in marcatura su uno delle loro mezzali. E qua dobbiamo vedere quali sono le possibilità che ha la Cremonese, perché a volte utilizzano Bondò qui come regista, che in realtà fa più distruzione che costruzione. A volte utilizzano Grassi, ve lo ricordate Grassi, spostando Bondò come mezzala. Poi hanno Van de Put, insomma va capita la situazione. Però mi porto semplicemente il dubbio Juan Jesus Buongiorno, che è un dubbio legittimo che ci dobbiamo portare dietro per capire se Juan Jesus è più
addirittura più fresco fisicamente di Buongiorno in questo momento. Gutierrez, che è abile e arruolabile, Conte lo sta utilizzando come sostituzione durante la partita, o Spinazzola, che sappiamo ha delle possibilità proprio di rifinitura con il doppio piede, che quindi è interessante. Ricordiamo questo movimento che fa Elmas, no? Per portarsi dietro magari un Tomori o un braccetto, questo potrebbe essere Terracciano, e si aprono degli spazi per un filtrante di Spinazzola per Højlund, che poi andrebbe allo scontro con Baschirotto. Sarà uno scontro molto fisico, ci sarà da divertirsi. E idem, visto che ieri, poco dopo il video, vi faccio vedere, era uscito i like. Era uscita questa roba, dice Sky Sport, probabile formazione, portavano Buongiorno, portavano Olivera e portavano Lang. Olivera e Lang potrebbero andare insieme perché Lang è più offensivo, Olivera un po' più difensivo, ci poteva stare come idea, ma visto che io subito ho detto agli amici belli, non ti preoccupare, tra un paio di minuti Sky cambia idea e porterà di nuovo Juan Jesus e Spinazzola. Non sono ancora usciti, probabilmente uscirà tra poco la probabile di Sky con gli aggiornamenti, ma ci hanno fatto sapere Olivera e Beukema non sono partiti e quindi un dubbio lo abbiamo dissipato. Resta il dubbio Elmas Lang. Vuoi essere più offensivo con Lang che punta l'uomo, o vuoi essere più palleggiatore con Elmas, che in teoria può dare una mano anche a un centrocampo che potrebbe essere in superiorità numerica in alcune fasi, perché noi abbiamo sempre McTominay e Lobotka che devono fare un super lavoro. Lobotka deve andare sul primo regista, se ci sarà, della Cremonese. McTominay deve andare a fare fisicità contro la loro mezzala, e qua ricordate Thuram, quindi con la Juventus in superiorità ci andava Beukema e ci può andare tranquillamente Di Lorenzo, quindi gli accoppiamenti bene o male possono essere abbastanza logici. Ricordiamo la Cremonese 2 punte, Vardy, Bonazzoli potrebbero essere quelli, e quindi bisogna stare attenti, perché quando poi ti ripartono Vardy è uno che comunque in Serie A continua a fare la differenza, e sarà interessante capire se, perché ovviamente sulla scia della vittoria il Napoli può stare con grande entusiasmo se non ha staccato la spina, perché è sempre quello. Poi tu puoi fare dei ragionamenti tattici, puoi prendere delle decisioni, puoi studiare delle fasi della partita, poi devi avere un'applicazione di tutto questo studio massimale, perché alla fine si decide sui dettagli e poi devi fare gol. Cioè, poi Højlund deve caricare il sinistro e deve andare proprio con quel centimetro tra me e gli altri, altrimenti tutte queste chiacchiere restano valide, perché lo studio resta valido, ma poi per noi tifosi che non siamo del settore ovviamente guardiamo un pochino i risultati e diciamo però qua l'hai preparata male. Non lo so se l'hai preparata male o semplicemente non hanno funzionato delle cose che avevi preparato. Quindi la speranza è proprio quella, sulla scia di quell'entusiasmo, dare una bella botta finale per chiudere l'anno in bellezza, invece di sederci su un trofeo che è bello e che ti porta prestigio e ti riempie la bacheca, e poi incontri la Cremonese e magari vai un pochino a sbattere contro questo blocco basso. Come si affronta il blocco basso? Si affronta con gli inserimenti, scompaginando. Se ti cercano, se ti seguono a uomo devi scompaginare, devi sovraccaricare, quindi Neres dovrà andare un po' in giro per il campo, si devono sovrapporre Politano e Di Lorenzo, i cambi di gioco sono molto utili, gli inserimenti di McTominay, e più che i cross alti, perché qua poi diventa un 1 contro 1, 50 e 50, così servirebbero e sarebbero ideali cross che arrivano da questa zona qua verso il limite dell'area, così da arrivare al rimorchio. Un gol che il Napoli ha sempre spesso sofferto, anche perché noi ce li ricordiamo, perché subiamo in generale pochi gol storicamente negli ultimi anni, e quindi quei pochi ce li ricordiamo. Questo è quanto. Ci rispostiamo. La situazione di Lukaku vi riporta e vi rispiega il perché poi il mercato si può sviluppare in un certo modo, e forse si aspetta un pochino per la situazione di Lucca, proprio perché devi avere la sicurezza che Lukaku lo puoi buttare in campo, altrimenti diventa difficile. Vesino, Castellanos non mi segnerà mai, che è proprio un acquisto sbagliato. Sto trovando soddisfazione negli altri Fanta, ma 1-1
mi è uscito proprio la notifica, ancora SofaScore, no, ancora non c'è il marcatore, ma è uscito l'1-1 al 95esimo proprio, lo vediamo in diretta. Tutto, accortando o video in diretta, legge forte, a mente caro. Meno che non c'è il VAR, eh? E chi tengo dell'Udinese, c'ho un Solet da qualche parte, c'ho Attama è infortunato. Poi c'ho un Davis contro, vediamo se esce proprio Davis, perché potrebbe essere chiaramente Davis da New York. Valero Fluido è tutto. Perché poi io mi diverto a fare i pronostici, ma i veri pronostici si possono fare quando io so quali sono i miei avversari al fantacalcio.